Con il campionato di eccellenza fermo alla sest'ultima giornata e con il futuro tutto da ridefinire, le società guardano al proprio futuro in attesa di nuove direttive da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Qualcosa in merito dovrebbe essere deciso venerdì 22 maggio in occasione di un summit durante il quale si determineranno le decisioni per i dilettanti in base a quanto sarà deciso nel Consiglio federale. Da scartare l'ipotesi di una possibile ripresa dei tornei dilettantistici nei mesi di giugno e luglio, inizia a prendere piede l'idea di completare i campionati tra i prossimi mesi di settembre ed ottobre. C'è come la società dell'Agregas che, in attesa di capire l'evoluzione della ripresa, da qualche settimana ha iniziato a programmare il proprio futuro. In questi giorni sulla pagina ufficiale del club è apparsa una dichiarazione dell'ultimo arrivato, vale a dire la vicepresidente Sonia Giordano, che ha scritto testualmente: il progetto di rilancio dell'Acregas ha subito stimolato il mio interesse. Il presidente Giovanni Castronovo, che conosco per motivi professionali, mi ha parlato molto bene dell'ambiente e ha lanciato un'idea molto interessante. Il calcio è uno sport che veicola tanti contatti e rapporti. Negli ultimi anni ho visto tante speculazioni e questo non mi piace. Mi piace invece l'idea di potermi impegnare per fare qualcosa di buono per gli altri, senza ovviamente regalare soldi. Per questo motivo penso che si possa investire sui giovani e sto immaginando di realizzare un settore giovanile forte per dare spazio ai talenti che non hanno molte strutture a disposizione. Conto nelle prossime settimane di scendere ad Agrigento per un periodo più lungo in modo da pianificare meglio tutto ciò che è necessario fare. Ho pensato anche di contattare colleghi siciliani con i quali lavoro e che presumo potrebbero essere molto interessati. Ho parlato molto con il direttore sportivo Ernesto Russello, lo reputo una persona molto preparata che conosce bene i meccanismi e l'ambiente. Mi ha spiegato molte cose, ho conosciuto la storia dell'Agregas e credo che sia arrivato il momento di alzare l'asticella e puntare passo dopo passo a tornare nel calcio che conta.